Amici della Pallina Vulcanizzata, il più cordiale buonasera, ben collegati ancora in diretta per questa penultima gara delle finali nazionali di categoria Under 23. Si affrontano Seregno e Monza. Gabriele Pellizzaro stasera con me, grazie Gabri, perché le ultime due sono le più difficili. Ben trovato, ben arrivato qui al Palalido. Grazie, buonasera a tutti, ciao Domenico. Andiamo con l'aiuto della grafica subito a vedere i protagonisti di questa partita, cominciando dal Monza con il capitano e il portiere Luca Borgonovo, poi Giulio Piccoli con il numero 5, Marco Gariboldi col 4, il 7 Ottavio Ponti, l'8 Carlo Maria Riva, il 2 Tommaso San Giovanni, il 10 l'altro portiere Mattia Stien, il 6 Michele Pesavento, allenatore Richard Alberto Lorenzo. Seregno dall'altra parte, il 44 è Matti Cirino, l'8 Andrea Duroni, il 34 Leonardo Lanzani, il 36 Edo Febbo, il 2 Nea Pasquale, il 7 Riccardo Tessarolo, il 33 Marco Tremolada, il 30 Luca Vaghi, il 12 Leonardo Reggio, il portiere, il 18 Samuele Ceccacci, l'allenatore il signor Riccardo Alberio. Dunque Gabri, questa penultima di questa seconda giornata, andiamo a vedere anche assieme le classifiche dei due gironi. Braganza a 9 punti, Castiglione e Viareggio con 6, Seregno e Monza ancora a 0 punti e quindi partita importante per accaparrarsi 3 punti fondamentali. Valdagno a 9 nel girone B, Pumas a pari punti, domattina lo scontro diretto. Hockey Sarzana e Giovinazzo con 3, Correggio Hockey rimane a 0 punti. Intanto è cominciata la diretta. Gabriele, già visto i quintetti? Sì, il Seregno gioca con Reggio tra i pali, difesa poi con Enea Pasquale, Riccardo Tessarolo, Lanzani e Matti Cirino. Dall'altra parte invece il Monza con Giulio Piccoli, Gariboldi, Pesavento, Ottavio Ponti e Luca Borgonovo, il capitano, a difendere la propria porta, mentre qui comincia il giro pallamonzese ora con Giulio Piccoli ad affrontare in 1 contro 1 il capitano del Seregno. Fa il giro della porta l'ex giocatore del Tricino e si appoggia da Pesavento. Allarga il gioco per il compagno in casacca numero 7 Ottavio Ponti. Chiuso, gioca centrale da Piccoli, allora si ricomincia da Pesavento che carica il piatto, cerca la deviazione, pallina che termina sulla stecca di Pasquale. Prova a ripartire Seregno, le formazioni sono nella gestione standard che abbiamo visto nel corso di queste prime 2 giornate. Ormai siamo alla fine della seconda. Il Matti Cirino qui, protagonista in negativo ieri per una gaffe clamorosa, quindi ho dato del cileno, mi sono scusato in diretta durante la cerimonia di apertura. Cirino naturalmente argentino, CPC San Juanino Doc. Intanto c'è Michele Pesavento, è l'asse Pesavento Piccoli quello che tiene su questo Monza, con tutto il rispetto naturalmente per tutto il resto della compagine, ma sono sicuramente i 2 elementi che maggiormente gestiscono pallina. Intanto è proprio Matti Cirino che si impossessa della pallina, subisce fallo, primo fallo di squadra, lo commette Monza, stava ripartendo Matti. Poi Enea Pasquale cerca la conclusione, la deviazione, allora Giulio Piccoli per Ponti che va a scambiare ancora con Piccoli, prova per vie centrali Giulio a cercare di impensierire Reggio, un Reggio che ieri Gabriele è stato protagonista di una parata del secolo con giravolta spaziale dei gambali, bellissimo. Attacca ora il Monza, dove dopo qualche minuto di gara dove abbiamo visto le squadre più studiarsi che andare all'attacco, il classico gioco delle rispettive squadre, con ora Cirino che tenta la prima vera conclusione del Seregno verso la porta difesa da Luca Borgonovo. Insiste l'argentino in casacca 44, ricomincia da dietro e con Enea Pasquale lo vediamo quasi sempre come ultimo uomo il giocatore in casacca numero 2, mentre il tentato, la deviazione Leonardo Lanzani all'interno dell'area di rigore monzese. Ancora Pasquale sul lato sinistra nella metacampo avversaria. Cirino, vediamo se prende velocità, si posiziona bene il Monza. Allora il Seregno costretto a girare palla nella propria metacampo, cerca ora palla centrale Pasquale verso Lanzani in anticipo, poi è buono il
pressing da parte del Serenio che recupera alto, scambio tra Pasquale e Lanzani. Ora Cirino sotto la nostra postazione, Lanzani, Tessarolo dialoga il gioco insieme a Cirino, può puntare Pesavento, arriva in chiusura anche Piccoli, in raddoppio poi buono il blocco, meno la prosecuzione. Ora Piccoli davanti a Reggio, trova il gol dell'1-0 Giulio Piccoli, pallina in fondo al sacco e Monza in vantaggio. Eccolo lì l'asse tra Michele Pesavento e Giulio Piccoli, riesce a far fuori Reggio in anticipo, lo mette sull'altro palo. Bel gol di Giulio Piccoli dopo meno di 4 minuti dall'inizio di questa partita. Diciamo, Gabriele, sono 3 punti importanti per la classifica, anche se questo girone ha un padrone, per ora ce l'ha, ed è Breganze. Qui intanto attacca ancora Cirino che non ci sta dopo aver subito il gol dello svantaggio, gestisce ancora palla il Serenio con Enea Pasquale, trovato in verticale Tessarola, un po' di spazio ma il Monza si chiude bene con Pesavento. Lanzani allarga da Pasquale, movimenti nel mezzo, Pasquale non riesce a caricare il proprio rovescio e allora Lanzani, pallina forse un po' troppo arretrata, poteva darla in profondità verso Tessarolo, perde un tempo di gioco il Serenio che deve ricominciare e andare anche alla conclusione. Ci prova ora con Tessarolo, pallina che si spegne nella stecca di Gariboldi che poi gestisce bene verso l'autore del gol del momentaneo 1-0 Giulio Piccoli, che ora affronta Enea Pasquale. Si conoscono molto bene i due, si sorridono e ancora Monza in possesso. Sì, bello questo siparietto tra Piccoli e Pasquale, che chiaramente provengono da scuole molto molto simili e vicine, un po' come l'ho detto ieri durante la cerimonia di apertura, è un Monza a trazione veneta, perché eccolo qua Michele Pesavento. Sì, Pesavento anche che è stato fuori praticamente per tutta la stagione per un infortunio. Sta rientrando adesso. Sì, esatto, per un infortunio in precision in una amichevole contro il Lodi. Peccato non averlo potuto vedere in A1 quest'anno, si rifarà sicuramente il prossimo anno. Eccolo qui Pesavento che prova il rovescio, pallina alta e allora sarà rimessa in favore del Seregno. Sì, tra l'altro Monza l'abbiamo sottolineato più volte durante le precedenti telecronache che arriva a questi campionati in versione fortemente rimaneggiata, chiamiamola così, perché manca all'Euva, mancano gli argentini e quindi è sicuramente una compagine che è qui per dovere di qualifica, ma sicuramente con meno aspettative rispetto a quella che poteva essere la loro reale potenzialità se fossero stati a pieno organico. Imposta Giulio Piccoli allargando il gioco verso Ottavio Ponti che ritorna da Gariboldi, dialoga dietro porta, non un buon controllo da parte di Pesavento e allora il Serenio ha tutto il tempo per ricominciare una nuova azione nella stecca di Lanzani. Pasquale viene in blocco Cirino, ricomincia invece da Tessarolo. Pasquale, guardate come si alza sempre un giocatore su Enea Pasquale, lo conoscono i monzesi per il suo tiro dalla lunga distanza. Cirino ora sull'angolo, attaccato dall'avversario, ma Cirino alla meglio, cerca di passare, viene fischiato un fallo ai danni del Monza, è il secondo per la squadra brianzola, mentre c'è il primo cambio. È entrato Carlo Riva al posto di Ponti. Punizione al limite quindi per il Seregno. Cirino sul punto di battuta insieme a Pasquale, più arretrato Lanzani e a dare fastidio in area di rigore Tessarolo. Pasquale cerca il dialogo, non si capisce col compagno di squadra, allora nulla di fatto, può ripartire il Monza. Riparte Monza sempre sull'asse Giulio Piccoli, Michele Pesavento, ecco qua Piccoli che va in profondità, e perlomeno ci prova, poi fa ripartire Michele Pesavento dentro la propria tre quarti, prova ad accentrarsi Pesavento, si fa ingolosire dal tiro, colpisce Lanzani che non fa una piega e poi ancora Pesavento che incrocia il passo e riparte per vie centrali, poi torna, cerca Piccoli, proprio lui dall'altra parte, si gira bene Piccoli, alto di poco, la conclusione, Reggio che richiama i suoi. Cirino, la botta di Cirino sul lato destro della porta difesa da Borgonovo, lato Monza.
sempre 1-0 Monza alla rete di Piccoli dopo 4 minuti scarsi, 3:45. Tanto fischia fallo di squadra, l'arbitro non l'abbiamo nominato prima, è Claudio Ferraro di Bassano del Grappa. Le riprese sono a cura di Roberto Bauce, la regia gestita da Filippo Zattera con supervisione papà Flavio per gestire queste partite grafiche, questi bei primi piani sulle panchine. Tanto c'è Tremolada lì, il Bozzo in panchina. È entrato anche Vaghi per il numero Seregno, 30, sì, al posto di Lanzani. Luca Vaghi sostituisce il capitano. Tanto c'è Monza adesso, Monza che è in vantaggio 1-0 grazie al gol di Piccoli in apertura. Dicevamo gara numero 8, penultima di questa giornata, poi andremo a rivedere anche i risultati di questo venerdì 8 giugno. Pronto il Monza a rimettere la pallina in gioco. Piccoli e Pesavento sul punto di battuta, preferisce gestire verso Gariboldi, non riesce a saltare l'avversario, poi pallina che finisce sulla stecca di Febbo. Pasquale, sempre lui a impostare, cambio gioco da Cirino. Pasquale ancora, profondità a trovare Febbo, taglio nel mezzo proprio di Enea Pasquale, marcato stretto da Carlo Riva. Cirino, dietro porta, raddoppiato, riesce comunque ad andare da Vaghi. Ora Pasquale deve andare a concludere il Seregno, attenzione al rovescio accompagnato, che finisce poi da Febbo, va alla conclusione, Borgonovo respinge, rimpallo, ancora Seregno, rischia qualcosina Pasquale, risolve ogni dubbio Febbo. E adesso con la possibilità di controllare con il pattino, abbiamo assistito anche nella partita precedente del Valdagno a qualche controllo, attenzione alla spizzata di Cirino, pallina che si alza, a qualche virtuosismo pattino pallina per il controllo. Tanto ancora Piccoli che scende come nell'azione della prima rete. Febbo si lotta di alla balaustra, ne esce Cirino, poi Piccoli, il più lesto di tutti, riconquista pallina per il Monza, scarica per Riva. Pesavento, ma anticipo secco di Mattias Cirino che poi impegna Borgonovo. Sì, qua era una via di mezzo tra un passaggio e un tiro. Ora attacca il Monza con Pesavento, allarga per Piccoli, il Seregno ha il tempo di riposizionarsi all'interno della propria tre quarti, quindi il giro palla monzese a 11 dal termine del primo tempo con Pesavento a impostare. Rimpallo che non favorisce la squadra di Alberto Richard, quindi gioco passivo e sarà rimessa in favore del Seregno. Altro cambio per i Brianzoli con il ritorno in pista di Ottavio Ponti. Pasquale sbaglia il passaggio verso Chirino, facile recupero per Pesavento in diagonale a trovare Ponti, sterza e ricomincia. Piccoli, Pesavento, ancora Piccoli, taglia il campo Ponti per far muovere là davanti Carlo Riva. Ecco qui il numero 8 che non controlla, attenzione al contropiede con Enea Pasquale, trova Febbo dall'altra parte, solo esterno della rete, colpito dal 36, ancora Seregno, sempre con Pasquale ad alimentare l'azione, non trova il momento giusto. Ora questa pallina velenosa dai pressi di Borgonovo, fischio del direttore di gara, allora sarà probabilmente ingaggio a 2 con Ottavio Ponti e Cirino sull'angolo dell'area di rigore difesa da Borgonovo. A averla meglio è l'argentino, serie di rimpalli e pallina recuperata da Pesavento. Rimane alto Cirino, recupera un'ottima sfera, a rimorchio c'è Enea, non riesce a servirlo il 44. Vaghi, Febbo,
E allora Cirino stringe Febbo, stringe anche Vaghi. Pallina, una sassata con il piatto dell'argentino, finisce a fin di palo, recupera il Monza con piccoli punti. Gol inedito da ultimo uomo, prende spazio. Blocco di Pesavento, sguardo al centro e non c'è nessun movimento. Allora Piccoli sterza centralmente, salta l'uomo, pallina nel mezzo e qui un gol mangiato da Carlo Riva. Se lo divora qui Carlo Maria Riva. Grande assist dentro di Piccoli. Opportunità per il 2-0. Intanto è entrato anche Tremolada, nome di battaglia Bozzo. Ora Pasquale ci prova, ora retroporta anche lui. Si sentite come Richard continui a dire attenzione. C'è un colpo. Sì. Enea facendo che Pasquale facendo di che per sbaglio ha alzato la stecca, colpendo probabilmente il volto dell'avversario, il primo però a sincerarsi delle condizioni. Però no, abbiamo un primo piano con un taglio, sì. Sì. Andiamo a rivedere. E qui alza la stecca. Sì, si è reso subito contatto che chiaramente è involontario, andava a cercare. Adesso vediamo come verrà gestita la situazione. Sì, bello. Enea comunque Pasquale ha cercato di capire fin da subito le condizioni dell'avversario. Va bene. La classifica, no? Seregno, prima abbiamo letto la classifica, Seregno ne è a 0 e a 3 perché la prima l'ha vinta. Sì, Seregno ha battuto, scusami, stiamo facendo un po' di discussioni mentre si rialza Riva, meno male, esce sulle sue gambe. Qui dovremmo andare a rettificare alcune cose sulla classifica che abbiamo letto a inizio di telecronaca. Dunque Riva deve ricorrere alle cure dei sanitari, ma sembra una situazione abbastanza sotto controllo, nulla di particolarmente preoccupante, almeno da quello che possiamo percepire qui. Ricomincia intanto l'incontro. Sì, mentre è rientrato in campo Gariboldi al suo posto, un posto ancora, Pesavento deve essere sul posto, Tremolada cerca di rientrare, sterza il numero 6, Scuola Monteco Precalcino, poi bravo Febbo a saltare proprio Pesavento, poi prova il piatto raso terra, pallina larga, ma ancora Seregno in possesso con Pasquale, raddoppiato, deve resistere con il fisico il numero 2, Scuola Trissino. Febbo alza la testa il 36 e poi gioca con Tremolada, tocca all'indietro Pasquale,
un cenno al compagno di Starling in area di rigore, pallina alta, ultimo tocco, pallina alta, e quindi sì, si riparte con possesso favore Monza a 8-10 al termine del primo tempo. Sempre Pesavento e Piccoli a impostare il gioco per i Brianzoli. Pesavento scarica il piatto, Reggio con il guantone ad allargare la traiettoria della sfera, riparte il Seregno con Tremolada, taglia il campo Vaghi, Tremolada non trova spazio centralmente, deve ricominciare da Febbo. Tremolada, Vaghi. Sì, qui intanto un po' di brigate che passano qui dietro la nostra postazione. Bello l'intervento di Borgonovo sul tentativo di Pasquale di sorprenderlo. Tremolada, la riprova lui, si accentra Tremolada, attenzione, non va. Recupera il Monza con Pesavento, allarga il gioco verso Ottavio Ponti. Piccoli, quasi si ferma a rombo, ora il Monza in attesa di un taglio. Ponti, rovescio, Reggio respinge e poi Pasquale, nuovamente Reggio appoggia la palla al proprio compagno che ora trova la profondità con Febbo che difende bene spalla, anzi no, commette fallo il giocatore del Seregno, secondo fallo di squadra, 2 anche per il Monza. Imposta con Piccoli, attaccato da Febbo, lo lascia sul posto, insiste il 5, allarga da Pesavento, non trova lo spazio per il tiro e allora Ponti, lui lo prova, il piatto che finisce largo e allora rimessa Seregno con Pasquale che palleggia con Reggio, profondità, non c'è nessuno, poi si fa saltare Pasquale da Pesavento, cerca l'assist, bravo a recuperare il numero 2 del Seregno, non riesce però a mantenere palla una squadra del Seregno. Ora Pesavento, lato corto dell'area, Piccoli su di lui Pasquale, tutto chiuso il Seregno, allora si ricomincia da Ponti, rovescio, deviazione che quasi è la meglio con Pesavento, pallina di poco a lato. Febbo porta palla in avanti per i suoi, serie di finte e ne ha Pasquale in area di rigore, Piccoli intercetta e rilancia Pesavento, c'è a rimorchio Gariboldi, fa segno di tagliare, allora Pesavento cerca la palla centrale con la deviazione sotto porta di Ottavio Ponti, la deviazione anche di Reggio, ulteriore disimpegno sbagliato dal Seregno, altro intercetto, Ponti dal limite, rovescio sui parastinchi di Tremolada che poi se la porta avanti con il ginocchio, 2 contro 1, Tremolada, Pesavento da quelle parti non si passa, chiude bene con il fisico il numero 6 Brianzolo, poi subisce anche fallo. 5:29 al termine del primo tempo, Seregno 0, Monza 1, time out chiamato dalla squadra in veste biancoverde. Sì, time out Seregno. Noi abbiamo tra l'altro da aggiornare la situazione delle classifiche perché avevamo un dato sbagliato prima. Seregno è a 3 punti e non a 0 e quindi ecco qua la classifica aggiornata: Breganze 9, Castiglione e Viareggio 6, Seregno 3, Monza 0, Valdagno e Pumas nel girone B con 9, Sarzana e Giovinazzo con 3. Tra l'altro la prossima partita sarà proprio Giovinazzo-Sarzana, scontro diretto per vedere un po', aggiornare anche questo girone B. Intanto vediamo se c'è Riva che ancora, c'è Pasquale che è andato dalle parti della Croce Rossa a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, questo per dire quello che era un po' il fair play che abbiamo chiesto, anche perché Monza ha già i giocatori contati, attualmente in panchina si ritrova solo Tommaso San Giovanni con Mattia Stien che è l'altro portiere.
Intanto Michele Pesavento cerca Ponti dall'altra parte, poi arriva Febbò, ferma tutto. È rientrato in pista anche Matti Cirino. Il più lesto di tutti è Gariboldi per il Monza, contrastato da Febbò. Gariboldi alza e schiaccia lì davanti. Bel gol, Gabri. Bel gol, bellissimo gol da parte di Marco Gariboldi, il classe 2008, quindi trova il raddoppio il Monza. Con Gariboldi ha 4,58 da giocare. Giocatore che ha anche già debuttato in A1, 2 gol per lui nello scorso campionato. Tanto attenzione, Piccoli può andare 1 contro 1. Giulio Piccoli, cost to cost, in 30 secondi ne fa 2 Monza e va 3-0. Qui un altro errore in fase di impostazione per il Seregno. Possiamo rivederlo. E poi Giulio Piccoli, lì. Per lui troppo facile queste situazioni in tu per tu. Anche da vicino, eccolo lì, va giù Reggio, la alza, riesce ad alzarla bene Piccoli. 3-0 Monza a 4,44 al termine del primo tempo. Vediamo come reagisce il Seregno, ma fa fatica a trovare profondità. Ne fa 2 in 8 secondi il Monza e va 3-0 a 4,30 dalla fine. Situazione falli, 3 Seregno, 2 Monza, sempre Giulio Piccolo adesso a gestire. Ancora Michele Pesavento, lo ferma Steccalunga Tremolada, poi Cirino che riparte, l'argentino in terra lombarda. Tremolada, Piccoli, attenzione, un'altra ripartenza di Giulio, volta non trova lo specchio della porta e allora Vaghi. Tremolada, rientra Lanzani, capitano del Seregno. Enea Pasquale, Matti Cirino, poi Vaghi. Enea Pasquale cerca una conclusione, Pesavento invece trova la pallina smorzata di comoda. Ponti per Piccoli che prova a fare il bis della prima rete. Palla che esce. Fischia Ferraro, time out stavolta Monza. È un Richard che gli uomini un po' contatti, Gabri. Sì. Diciamo che ne abbiamo parlato prima con Luca Borgonovo e ne parlavamo proprio della gestione delle risorse, che in questi campionati qui è assolutamente fondamentale. Chi ha più birra alla fine poi riesce magari ad avere risultati anche se non inaspettati, anche magari su formazioni più blasonate. Sì, anche difficile per gli allenatori, perché sono quasi tutti i giocatori arrivano a questo punto della stagione che oltre il campionato hanno giocato magari altre finali di categoria, possono essere la 17, la 19, ma possono anche essere finali di B o di A2, e quindi diventa ancora più difficile. Poi vi assicuriamo che freddo non fa, anzi fa caldissimo anche qua, e quindi le energie cominciano un po' a sciuparsi. Intanto questo bel primo piano, le telecamere lato campo per Lanzani e Cirino. Effettivamente la gestione proprio delle risorse, anche perché sono tutti giocatori che fanno un po' fatica, stante il carattere, stante l'età, a trattenere quelle che sono le proprie potenzialità. Fatica a non esprimerti, se cerchi sempre di esprimerti al meglio. Intanto è rientrato in panchina con una fascia, una garza sull'occhio destro, Riva.
Tentativo a vuoto, allora dall'altra parte Pesavento che a vuoto non va, invece a vuoto non va. e qui trova quindi il 4-0 il Monza con il marchio di casa, il tiro dalla distanza di Michele Pesavento. La castagnata, come l'abbiamo definita stamattina, a 2,54 dalla fine di questo primo tempo. Fa poker il Seregno, scusate, il Monza, aspetta che non facciamo confusione anche qui. Sì, è anche difficile per un portiere, perché Pesavento, essendo mancino, ha anche diverse soluzioni, può trarre in inganno il portiere, mentre qui Enea Pasquale cioè, chiaramente l'arbitro la gatti da fuori. Siparietto qui di Enea Pasquale. Un po' di Borgonovo, non so se abbiamo il replay lì, se si può vedere qualcosa della nostra postazione. Evitiamo, come abbiamo evitato ancora, di fare considerazioni sull'operato dei direttori di gara. Intanto Gariboldi cambia lato per Ponti che si accentra, finta il tiro, poi riconquista pallina, probabilmente in modo falloso, e così è. Palla che ritorna nelle stecche del Seregno. Pasquale per Capitan Lanzani, giù per Tessarolo, rientrato anche lui con il numero 7, Scuola Bassano. Cirino, ancora Tessarolo, qua Tessarolo, la risposta a Borgonovo, lo alza solo il guantone, la palla rimane sopra. Ponti, Gariboldi, autore del gol numero 2 del Monza. Poi Ponti prova ad andare via, lo sistema su per la balaustra lì. Poi bisogna ripulire la pista. Ci pensa un atleta dell'Under 19, Giacomo Baucrisciotti, tra l'altro uno degli atleti che ha vinto la Coppa Fisra con l'Under 19 del Valdagno. Anche lui in servizio volontario al tavolo stasera. Enea Pasquale per Matti Cirino, prova ad andare. Ancora Enea, lungo la balaustra, trova spazio. Tessarolo, poi break del Monza. Pesavento. Riesce il controllo della pallina, Lanzani che va giù, fallo di squadra. Ancora Matti Cirino, Pasquale retroporta, posizione un po' anomala per lui quella lì. Lo scontro con Pesavento, palla in buca. Piccoli gestisce per il Monza, può ripartire formazione Brianzola. 40 secondi al termine del primo tempo, non può essere l'ultimo possesso per il Monza, c'è un lasco di quasi 10 secondi. Pesavento trova in corsa il compagno che rientra, qui Reggio fa una gran parata, serie di rimpalli, e qui bravissimo Reggio a resistere in questo finale. Insiste però il Monza con la schiaccia di Gariboldi, viene parato ancora da Reggio. Pasquale, ultimo possesso per il Seregno, se la allunga troppo, prova il piatto Borgonovo e respinge con il guantone. Ultimi 10 secondi, vediamo se andrà alla conclusione il Monza. Giulio Piccoli, pallina per Pesavento, piatto dalla lunga distanza, Reggio accompagna con il guantone fuori dallo specchio della porta. Allora termina anche il primo tempo. Seregno 0, Monza 4, doppietta di Giulio Piccoli e i gol di Marco Gariboldi e Michele Pesavento. È tutto per noi per questo primo tempo, e sentirci tra qualche minuto. C'è un Reggio un po' contrariato. A risentirci qui in diretta dopo il riposo tra le due formazioni.
Ben ricollegati in diretta per questo secondo tempo di Seregno Monza, primo tempo 4-0 Monza. Domenico Tomba assieme a Gabriele Pellizzaro per questa fine serata, questa seconda giornata delle finali nazionali Under 23 qui a Valdagno dal 5 all'8 giugno. Prima perdonerete, ho sbagliato anche la data perché ormai l'orario si è fatto tardo. Oggi è il 6 giugno, tra l'altro è l'anniversario del D-Day. Andiamo a vedere, Gabriele, come sono ripartite le due squadre. Monza sempre con Borgonovo a difendere la propria porta, poi il duo di impostazioni Pesavento e Piccoli, là davanti invece Gariboldi insieme a Ottavio Ponti, per il Seregno Cirino come punta con Tremolada, Tessarolo e Enea Pasquali invece come regista. Reggio invece a difendere la propria porta. Portapalla proprio Pasquale, cerca l'accompagnata con la deviazione che non arriva da parte di Tremolada, e allora Pesavento allarga il gioco da Gariboldi, cerca di rientrare il numero 4, autore del momentaneo 2-0, commette fallo poi Tremolada, e allora punizione dal lato corto dell'area di rigore, difesa da Reggio in favore del Monza dopo un minuto esatto dal fischio di avvio del secondo tempo. Piccoli e Pesavento, si ricomincia dalla velocità di Ottavio Ponti. Pesavento, Cirino a dare fastidio, e allora ancora Ponti, ultimo uomo, poi bravo Gariboldi a saltare. Tremolada 1 contro 1, Reggio deve allungarsi a parare, allora contropiede gestito dal Seregno con Tremolada, prova il rasoterra respinto da Borgonovo, e allora Monza con Ponti perde un po' il controllo della palla, riesce comunque a gestire da Giulio Piccoli. Pasquale a dare fastidio, a recuperare per i suoi, ancora Enea Pasquale, non un buon controllo il suo, deve giocare centralmente con Tremolada, si chiude il triangolo con Enea Pasquale che va vicino al gol del 4-1, poi Ponti a commettere fallo. Punizione battuta veloce, ma da ribattere secondo Claudio Ferraro, poi se la ride con Pasquale. Eccolo qui, il numero 2 allarga il gioco, nuovamente Pasquale cerca la profondità verso Matti Cirino, alza la testa Pasquale, serie di finte, scarica il piatto, deviazione di Piccoli che per poco mette in fuori tempo anche Borgonovo. Due palle gol in questo avvio per il Seregno. Può ripartire anche Monza con Gariboldi, sempre l'asse principale. Eccolo qua, Pesavento per Piccoli che non trova la porta al volo. Ma bellissimo il movimento di Pesavento, che finta di corpo ha mandato completamente fuori tempo Pasquale. Ha potuto servire Piccoli per la conclusione che non è andata a buon fine. Tessarolo intanto per Seregno, poi ancora Cirino che gestisce la botta di Cirino. L'assist, qui c'è l'errore di Pasquale, allora deve metterci una pezza Matti Cirino sull'incursione sempre di Pesavento. Gariboldi, e poi bellissimo l'assist per Giulio Piccoli che lì ha appostato e fa 5-0. 5-0 Monza dopo 3 minuti scarsi questo secondo tempo. Bel gol da parte del Monza, ottimo l'assist di Gariboldi e bel gol anche di Piccoli, perché da quella posizione non è semplice, perché è andato di rovescio. Fare un tiro spazzato di rovescio non è proprio la cosa più bella da fare. Bravo Giulio Piccoli a depositare in rete la sua per la terza volta questa sera. Tripletta per Piccoli che quindi andrà a tabellino per quello che riguarda la classifica marcatori. Intanto Enea Pasquale per Tessarolo che poi la butta via. Adesso squadre un pochino più allargate, Seregno che prova a mettere più pressione su Monza, anche se il risultato manca ancora un'era geologica alla fine, ma
5 reti sono abbastanza complicate da rimontare, almeno per quello che si è potuto vedere. Bisogna anche tenere conto però che si può prevedere una sorta di calo fisico. Tanto Michele Pesavento, palo sulla sua coast to coast simile alla rete di Piccoli prima in ripartenza. Dicevamo, Gabriele, non ci sono cambi sostanzialmente per Monza, e quindi prevedo che fra una decina di minuti potrebbero un po' calare l'energia, ne potrebbe approfittare Seregno, tant'è però che 5 reti di vantaggio. Sì, sono un buon bottino qui, palo colpito da Tessarolo con un tiro da fuori sporcato. Poi Monza riesce a recuperare, pressing alto di Tessarolo a dar fastidio a Riva. Pesavento trova dentro per Riva, ripristinato sembra anche il suo stato di salute, perché è tranquillamente in campo senza particolari fasciature o altro, quindi direi che allarme è rientrato per Carlo Riva. Tanto Gariboldi dall'altra parte, Riva dentro, si impegna Reggio a dire di no. Ancora Riva trova supporto sulla linea di centrocampo con Gariboldi. Riva. Sì, ora diventa quasi un 3 contro 3 perché il Cirino è altissimo su Pesavento e quindi Seregno, ma bravissimo ancora Carlo Riva davanti al portiere, cerca l'assist sul secondo palo, respinge Reggio, allora Cirino dall'altra parte, mentre Seregno cambia, entra Tremolada al posto di Tessarolo, mentre gestisce Pasquale. Pick and roll del compagno, non va a buon fine, recupera il Monza con la conclusione tentata da Carlo Riva, linea larga, poi sull'angolo a lottare Pasquale, un po' di confusione, Febbo e poi Cirino, rimane altissimo il Monza in 2 addirittura sull'angolo a recuperare sfera, sterzata di Carlo Riva, lato corto dell'area, c'è lo spazio, bravo a ricominciare da Ponti. Gariboldi, Ponti, ancora Gariboldi, si ferma a rombo il Monza, Febbo per un attimo e poi a recuperare Andrea Duroni, poi perde palla e rilancia il Monza con Pesavento dopo il passaggio di Gariboldi. Ponti, non c'è la profondità di Gariboldi, nuovamente una sorta di 3 contro 3. Pasquale perde la marcatura sull'avversario, Ponti al limite, tenta il rovescio, pallina di poco alta, riparte Cirino, mette il turbo, cerca l'assist, viene rimpallato, poi c'è Pasquale, lo cerca Cirino, intercetta bene Gariboldi. Legge bene l'azione qui, Gariboldi fa ripartire l'onnipresente Michele Pesavento nelle azioni del Monza. Adesso c'è anche Giulio Piccoli al cancelletto, vediamo quale sarà il cambio. Esce Ponti e rientra Giulio Piccoli, il time out chiesto proprio da Richard per sistemare qualcosa lì nella panchina, nello schieramento monzese, con le quali 2 panchine. Bel primo piano anche per Riccardo Alberio. E poi ricordiamo che domani, oltre alle tante partite che vedremo qui al Pallalilo di Valdagno, ci sarà un importante appuntamento per la 1 femminile con le semifinali scudetto, con il Matera favoritissima per la vittoria finale ad affrontare il Valdagno, e poi nell'altra semifinale Trissino Scandiano. Sono partite oggi pomeriggio le ragazze valdagnesi.
penso faranno comitiva unica con Trissino, mentre domattina per via aerea qualcun altro raggiungerà la comitiva. Fatto bene a ricordarlo, Gabriele, perché anche su questo parquet abbiamo visto qualche importante appuntamento di hockey femminile, adesso che ci sono anche le squadre di Valdagno e Trissino. Intanto Giulio Piccoli, poi Riva e ancora Gariboldi, autore della seconda rete del Monza. Poi Piccoli sotto controllo, sono scaduti gli 0-0. Qui c'è qualche problema tecnico sul tabellino, sul tabellone che indica il possesso, e continua a scorrere ora. 12 minuti alla fine di questo incontro, Monza tranquillamente avanti 5-0, e nonostante l'organico non al 100% continua a portare pericoli importanti. Intanto il break di Cirino, può scaricare la botta ma non trova la porta, mentre possiamo cominciare a intravedere il Sarzana che fa riscaldamento in vista nella partita delle ore 21 contro il Giovinazzo, partita di chiusura di questa giornata. Pesavento cerca in verticale Carlo Riva, pallina che sbatte sull'angolo. Allora Pasquale può farla sua comodamente, rischia qualcosina il squadra Trissino, se la porta avanti e appoggia, poi non riesce a saltare due uomini, Vaghi recupera, Piccoli per Pesavento di testa. Leonardo Reggio a rispondere presente, già dall'altra parte il Seregno con Vaghi che prova, scusate, Duroni ha tentato il rasoterra, deviato dalle perastinchi monzesi che sono già dall'altra parte con Riva. Forse qui un po' troppo da solo, poteva servire Piccoli dall'altra parte. Pasquale ha lo spazio per il piatto, bravo Borgonovo a chiudere il buco rasoterra e a mantenere il clean sheet a 10 minuti poco più in termine della gara, mentre c'è un cambio nelle file monzesi con il ritorno in campo di Ottavio Ponti al posto di Carlo Riva. Deve ancora entrare invece Tommaso San Giovanni. La conclusione di Gariboldi, para Reggio e allontana. Piccoli, Gariboldi, si fa vedere nel mezzo Ponti, scelto invece Pesavento, mette il corpo davanti e sfiora un gran gol. Un ottimo utilizzo del fisico da parte di Michele Pesavento. Attacca il Seregno con Lanzani ora in possesso. Duroni non si chiude il triangolo. È uscito anche Nea Pasquale per prendere un po' di fiato per il finale. Cirino finta il piatto, allarga bene verso Vaghi, non riesce ad andare alla conclusione 30 del Seregno. Cirino rientra, prova l'alza e schiaccia, non colpisce bene, poi quasi di stanchezza Cirino va alla conclusione, non colpisce bene. Allora Monza ha un ulteriore possesso con Pesavento. Tocco all'indietro da Ponti, molto largo il Seregno in questo finale, sicuramente la stanchezza si fa sentire, mentre il Monza sembra comunque fresco nonostante i pochi cambi. Sicuramente Pesavento e i Piccoli aiutano molto. Stanno dando un fondamentale contributo dall'inizio di questa manifestazione. Pesavento e Piccoli sono veramente l'asse portante di questo Monza. Tanto attenzione, Tremolada, l'errore in appoggio, e allora Ponti che può ripartire. Adesso fa un po' possesso anche Monza, la gestione delle energie
conta anche qui. Poi c'è un aggancio di Lanzani su Ponti assolutamente involontario, non c'è nulla, non fischia Ferraro. Vaghi dietro per il suo capitano, numero 34, Edo Lanzani. Tremolada, Marco. Poi prova a girarsi Vaghi, trova anche i gambali di Borgonovo. Ancora palla che resta lì. Piccoli, Pesavento. E ancora Piccoli, scambiano i due con Gariboldi. Giro a 3, cercare di far alzare un po' Seregno che si è arroccato di dietro. Atteggiamento che è sotto 5-0. Piccoli. Sicuramente anche il fiato... Non so come la pensi Gabriele, certamente come dicevi tu anche il fiato e anche la temperatura in pista si fa sentire, anche se è scesa la sera qui a Valdagno. Sì, sembra anche un Seregno un po' demoralizzato dal possesso prolungato del Monza, che ha più qualità in campo con Pesavento e Piccoli fra tutti, ma anche Ponti e Gariboldi. E qui Gariboldi numero. Vuole trovarne un altro, poi allarga verso Pesavento, continuo possesso del Monza che arriva al limite dei 45, allarga verso Giulio Piccoli, rientra rovescio, respinto, ma ancora Monza. Possesso, conclusione. Ma qui non sono scattati 45 che erano un possesso Monza. Sta preparando anche il secondo portiere del Seregno, Mattia Stien. Questi minuti finali. Cirino prende velocità, rientra, scarica il piatto e qui Borgonovo in pantaglia a mantenere la propria porta inviolata. Piccoli. Pallina verso Ponti, Pesavento. Sì, Seregno tutto all'interno della propria tre quarti, allora rischia anche qualcosina. Cerca di allungarsi ora con Tremolade, mezzo 2, si allunga troppo la sfera. Pallina che rimane lì, Lanzani in girata ancora. Borgonovo riesce a parare. Sì, scusate, sta preparando non Mattia Stien e del Monza, si sta preparando invece Samueli e Ceccacci. Numero 18. Casco serigrafato hockey ghiaccio. Pesavento, taglio di Gariboldi, non riesce a far scoccare il proprio piatto. Poi serie di finte di Gariboldi. Nuovamente un 3 contro 3. Pesavento, conclusione, respinta da Lanzani. Vedete anche il Seregno, manca anche di velocità. Tremolada, sfortunato, colpisce il palo. Forse il secondo del Seregno questa sera. Tessarolo appena entrato, allarga verso Cirino, blocco e pick and roll di Tremolada, serie di rimpalli e non trova il gol, il 33. Poi recupera Ottavio Ponti che chiama i suoi a dare profondità, a uscire nella propria metà campo, lo fa ora con Pesavento. Reggio che si alza sulla sfera e l'appoggia da Tessarollo. Tremolada porta avanti sfera e allarga da Lanzani. Lo segue Gariboldi, non lo fa passare dietro la porta. Poi raddoppio di Piccoli, lotta sull'angolo ad averla meglio il capitano del Seregno. Tremolada perde controllo della sfera ma non in possesso. La mette fuori Cirino perché altrimenti Ceccacci non entrava più. il povero Ceccacci. Il povero Samuele Ceccacci gioca meno di 5 minuti. 4-10 fuori Reggio, dentro Ceccacci. Completo Meneghini per Samuele Ceccacci, il numero 18. Portiere classe 2007. Protagonista in Serie B per il Seregno e come secondo portiere anche
l'Under 23. Intanto qui Palalido che si va svuotando. D'altra parte l'orario è sorride Ferraro. Continua questo siparietto tra Pasquale e l'arbitro Claudio Ferraro, che sorride anche lui qui. Personaggio ne ha Pasquale. Assolutamente. Tanto non è a Pasquale, l'abbiamo ricordato nel corso di altre partite. Nea Pasquale è il nipote di Orazio Manni, che qui a Valdagno è conosciuto come il Mago, uno di quelli che... È il gol. Attenzione la rete, Mati Cirino. Un tocco sotto Hard sul trick primo... qui. Sì, bel gol da parte dell'argentino, che quindi rende forse meno amara questo risultato per il Seregno. Quindi 5-1 a 3:43 dalla fine. Dicevamo Nea Pasquale che è il nipote di Orazio Manni, per tutti qui a Valdagno il Mago, personaggio che ha tenuto a battesimo la maggior parte dei componenti dell'Under 23 qui schierata dalla società, con l'allenatore Dario Rigo, capace di gestire più che la tecnica, data l'età piccola dei suoi atleti, il cuore e il carattere. Eccolo qua. Pasquale cerca il compagno, serie di rimpagli, alza la stecca, recupera proprio Giulio Piccoli e poi allarga da Ponti. Gariboldi taglia il campo Piccoli, Gariboldi fa da sé, prende una rimpallata, recupera allora Cirino, dall'altra parte a rimorchio arriva Tessarolo, cerca l'extra pass, pallina che non arriva a destinazione, recupera Pesavento a 2,5 dal termine, che cerca la palla in verticale. Carlo Riva contro Pasquale, ad averla meglio è il 2 del Seregno, che ora deve uscire dalla propria metà campo. Viene avanti a trovare Tessarolo, mentre è rientrato anche Lanzani, scusate, Edoardo Febbo. Pasquale, ultimo uomo, piatto, colpisce in pieno qui Carlo Riva davanti al portiere, bravo Samuele Ceccacci a dire di no. Maratona qui del numero 18, estremo difensore del Seregno. Guantone Stecca chiude benissimo l'angolo. Sesto fallo di squadra del Seregno, 6 anche per il Monza. Andiamo a rivedere. Questa è la ripartenza di Pasquale. Qui Tessarolo cerca nel mezzo il compagno, recupera poi dall'altra parte Gariboldi. Pressato, diventa buona per Carlo Riva. Ricomincia Ponti. Monza che ha praticamente sempre avuto il possesso palla a favore in questa gara, ora che non ha ancora finito di attaccare con Gariboldi sull'angolo. Tessarolo usa anche i pattini, si incastrano i due, fallo da parte di Gariboldi. Attenzione già battuta, Pasquale nel mezzo, c'è Febbo, lo cerca a chiudere, ovviamente c'è la stecca di Pesavento. Eccolo qui la scuola Montecchio Precalcino. Michele Pesavento nazionale, l'ultima partecipazione all'Europeo Under 19 in quel di Uri. Tanto ancora il blocco Febbo, prova a metterla dall'altra parte, non arriva Tessarolo in tempo.
30 secondi. Ancora Giulio Piccoli, ultimo scampolo di partita, con Monza sempre avanti 5-1. Resa con l'onore delle armi per Monza e Seregno. Monza 5, Seregno 1. Il gol della bandiera realizzato da Matti Cirino. E adesso andremo a sentire le interviste di Gabriele Pellizzaro a protagonisti di questa penultima gara in programma qui al Paradiso di Valdagno. Prossima partita sarà Sarzana-Giovinazzo. Intanto ribadiamo il risultato finale: Monza batte Sarzana 5-1, le reti di Piccoli, Gariboldi, ancora Piccoli e Pesavento per il 4-0 del primo tempo. Nel secondo tempo Piccoli, dopo 3 minuti e a 3,46 dalla fine, Matti Cirino, il gol dalla bandiera di Seregno. Quindi termina 5-1. È tutto per noi, siamo pronti per le interviste, ci risentiamo tra qualche minuto per l'ultima di giornata, che sarà Sarzana-Giovinazzo.
in compagnia di Giulio Piccoli al termine di una partita in cui avete avuto la meglio, avete avuto il possesso palla per tutta la gara, l'avete guidata voi fin dal primo minuto. Sì, diciamo che questa era una partita dove magari potevamo un pochino più riposare rispetto alle altre, secondo me. Secondo me l'abbiamo giocata bene, l'abbiamo gestita bene e basta. Era una partita che dovevamo essere bravi noi a gestire e così ne vincevamo. Esatto, anche grazie al tuo aiuto, a quello di Pesavento, che siete stati un po' più i registi, no, di questa squadra, siete riusciti a mantenere un buon possesso per tutta la gara e soprattutto andare più volte verso la porta avversaria e comunque a mantenere la porta inviolata per quasi tutta la gara nonostante il gol allo scadere. Sì, diciamo che io e Michele stiamo dando una grande mano vabbè, ma siamo contenti così. Queste partite secondo me è molto importante avere una buona panchina, avere più giocatori che giocano, perché sono partite una attaccata all'altra, ci sono 2 partite al giorno ed è dura e bisogna imparare a gestirle. Grazie mille. Grazie a te.